Dopo 3 vittorie consecutive contro Palermo, Livorno e Fiorentina, il Chievo si presenta al San Paolo contro il Napoli di Mazzarri che non ha mai perso una volta arrivato sulla panchina dei partenopei, prendendo il posto di Donadoni. La partita però comincia subito male per la squadra della Diga. Siamo al 6° minuto, c'è una percussione centrale, la palla che arriva a Dennis che viene steso da Sorrentino e l'arbitro Bergonzi che fischia il calcio di rigore. Non ci sono molti dubbi su questo fallo del portierone del Chievo che stende l'argentino, e quindi giusto il calcio di rigore sul dischetto. Hamsik il tiro, il gol dell'1-0, partita subito in salita per la squadra della Diga, che comunque sia disputerà una gara molto buona con tantissime occasioni. La gioia per il giocatore slovacco, poi però è il Chievo che prova il colpo di testa di Abbruscato, la parata di De Santis. Questa è la prima reazione del Chievo. Poi siamo al 30°, la punizione di Marcolini, vola ancora una volta Morgan De Santis in presa sicura. Passiamo al secondo tempo, ci prova Pellissier al 18°, il tiro a incrociare, nulla di fatto, il bomber non riesce a sbloccarsi e a trovare il gol che manca da tantissime partite. Però è il Chievo che fa la partita. Al 22°, una palla che arriva al limite dell'area, il tiro di Granoce alto, non di tanto sopra la traversa della porta, difesa da Morgan De Santis. Al 29° c'è una bella azione del Napoli e Hamsik che riesce ad arrivare a tu per tu con Sorrentino, il tiro alto, incredibile il gol mangiato dallo slovacco, autore come ricordiamo del gol del vantaggio del Napoli. Guardate la perla di Bogliasino che lancia Quagliarella a tu per tu con Sorrentino il sinistro, e il gol che di fatto chiude la partita tra Napoli e Chievo. Bellissima questa azione dei partenopei, spettacolare la giocata di Bogliasino che ha lanciato il bomber del Napoli, che bravo di sinistro ha battuto Sorrentino per il 2-0. Ma rivediamo qui la perla di Bogliasino che ha saltato tranquillamente l'uomo, il lancio di sinistro a imbeccare Quagliarella che stoppa di petto, se la porta in avanti di sinistro, batte Sorrentino ed è il 2-0. Però prova ancora il Chievo, siamo al 45°, Bentivoglio, la parata di De Santis, l'ultima occasione questa per la squadra della Diga per tentare di riaprire il match dopo 4 minuti di recupero. Bergonzi fischia alla fine, Napoli 2, Chievo 0.